Inizio anno scolastico tormentato dai disagi, cattedre ancora vuote e centinaia lo saranno per alcune settimane, ancora contesi, oltre 5.000 posti per circa 20.000 siciliani. Gloria Scafè! Il 9, il 9. La scuola è un calderone in ebollizione fra valzer di docenti, cattedre vacanti, assunzioni limitate. Un inizio di anno scolastico caotico dunque a causa delle recenti novità sull'assegnazione del personale agli istituti. Nonostante la riforma cosiddetta buona scuola auspicasse un certo ordine nel sistema, a conti fatti non si vede al momento alcuna differenza rispetto al disordine degli anni passati. Il nord e il sud, come sempre, si presentano con due volti agli antipodi, mentre nel nord Italia le cattedre sono scoperte sia in cerca del personale docente, nel sud Italia non si trova uno spiraglio per le migliaia di meridionali che vogliono avvicinarsi a casa. Le cattedre rimarranno scoperte nelle prime settimane e il disagio è arrecato dalle assegnazioni provvisorie che procedono a rilento, motivo per cui le scuole tarderanno ad avere gli organici completi. Sono previsti oltre 5.000 posti e intanto cresce l'attesa nei circa 20.000 siciliani che non vogliono allontanarsi dall'isola. A Palermo sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e ci vorrà del tempo perché diventino definitive. Le pochissime immissioni in ruolo, 435 su oltre 25.000 posti a livello nazionale, sono state già effettuate dall'ufficio scolastico regionale. Fra le altre preoccupazioni in risalto gli oltre 24.600 alunni diversamente abili a cui occorrerà dare docenti di sostegno in tempi brevi, ma l'intralcio si ha per il ritardo delle assegnazioni provvisorie. Ciò potrebbe causare l'assenza del docente specializzato dal primo giorno di scuola o l'alternarsi di insegnanti di sostegno ad anno scolastico iniziato, creando così un certo disordine nell'andazzo generale della classe, oltre che del singolo alunno. In Sicilia l'anno scolastico parte con una scuola su 5 col preside in condominio. Circa 170 istituti verranno governati da 85 capi di istituto e in alcuni casi il preside dovrà seguire anche una ventina di plessi. Riguardo i 4.110 posti previsti in Sicilia dal concorsone, sono state finora pubblicate le graduatorie definitive per assegnare in tutto 452 cattedre, esattamente l'11% rispetto al previsto.